Eccoci qua, cari telespettatori, come ho promesso un'altra intervista molto importante, una tematica che affrontiamo più volte insieme. Questa volta abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi in studio, ma ci fa veramente piacere perché ci dedica del tempo molto prezioso, la dottoressa Valentina Guarneri, grazie di essere qui con noi, direttrice dell'unità operativa complessa di oncologia 2 dello IOV di Padova, professore ordinario dell'Università di Padova. Grazie di essere arrivata, di seguirci. Allora, dottoressa, IOV, quindi tumori in generale, però lei diceva prima il mio primo amore è stato lo studio e anche un approccio multidisciplinare anche di ricerca del tumore al seno, oltre a altre forme oncologiche, e questo ha continuato a seguirlo e lo sta seguendo come clinica. Allora, le novità terapeutiche, ma prima io direi di spiegare in due parole come si può approcciare adesso a questo problema, a questa patologia, perché risulta che il 30% delle nuove diagnosi di tumore riguarda proprio il tumore al seno e c'è un buon miglioramento della sopravvivenza dopo i 5 anni, però non siamo arrivati ancora a dei risultati che per voi siano pienamente soddisfacenti, che possono sgravarvi anche di un lavoro importante. Allora sì, come giustamente diceva, il tumore alla mammella è il primo tumore per incidenza e quindi per diagnosi nel sesso femminile e abbiamo fatto degli avanzamenti imponenti dal punto di vista terapeutico e questo ha portato a dei miglioramenti per quanto riguarda la sopravvivenza sia per i pazienti con malattia in fase metastatica, questo forse è uno degli aspetti dove abbiamo visto più miglioramenti dal punto di vista terapeutico negli ultimi anni, ma anche per i pazienti che si presentano invece con un tumore in stadio iniziale abbiamo aumentato la frazione dei pazienti che noi possiamo poi arrivare a chiamare guariti. Ora, mi piace che lei possiamo arrivare a chiamare guariti. Sì. Perché io dopo l'ho interrotto un attimo, ma mi insinuo nelle pieghe della conversazione, certo, perché magari tanti che ci ascoltano vorrebbero proprio piacere di chiarire questo aspetto. Perché non guariti? Perché prima di poter definire la guarigione in realtà dobbiamo aspettare un determinato numero di anni rispetto alla diagnosi iniziale, perché fondamentalmente il concetto di guarigione nel paziente oncologico è un concetto che prevede l'arrivare ad avere la stessa aspettativa di vita del soggetto che non ha avuto la diagnosi. E nel tumore alla mammella noi sappiamo che in particolare in certi tipi, soprattutto quelli che hanno una forte dipendenza dagli ormoni femminili, il rischio può rimanere costante anche per molto tempo e quindi diciamo per avere una definizione corretta dal punto di vista epidemiologico di guariti bisogna aspettare un sufficiente ragionevole numero di anni rispetto alla diagnosi, per questo che noi usiamo sopravvivenza a 5 anni, a 10 anni, a 15 anni rispetto alla diagnosi iniziale. Addirittura a 10-15 anni? Sì, perché comunque diciamo che i pazienti continuano, a volte oggi noi abbiamo dei trattamenti che arrivano a durare anche 10 anni nella fase di trattamento precauzionale, quindi oramai diciamo, la cornice temporale si è spostata un pochino più avanti. Questo ovviamente non vale per tutti i tumori, è molto dipendente dal tipo biologico e dal livello di rischio iniziale, però diciamo che quando vediamo i dati epidemiologici l'osservazione continua comunque a perdurare per diversi anni rispetto alla diagnosi iniziale. Ci sono varie tipologie di tumore, chi purtroppo è incappato in questa situazione ne è ben conscio, chi invece non c'è incappato, e speriamo che non succeda mai, non è a conoscenza. Voi li avete classificati in base a che cosa e anche che tipo di fattori di rischio, e dopo vedremo altri aspetti. Sì, allora è importante ricordare che quelli miglioramenti e avanzamenti terapeutici a cui accennavo prima sono legati principalmente al fatto che noi abbiamo capito che il tumore alla mammella è di fatto una malattia che ricomprende al suo interno una serie di sottotipi e fondamentalmente l'aspetto che determina la classificazione in questi sottotipi è proprio la espressione di alcuni recettori come i recettori ormonali o dei recettori per fattori di crescita, tra cui quello più importante ad oggi è quello che noi chiamiamo R2, scritto H e R perché a volte si confonde con il recettore estrogenico che invece abbreviamo come ER, quindi l'espressione o meno di questi recettori permette di riclassificare i tumori alla mammella e questo è importante perché l'espressione di questi recettori ci dà delle informazioni sul rischio di recidiva, quindi sulla prognosi, ma ci dà anche delle importanti indicazioni su quale sia il miglior trattamento, per cui sono anche predittivi di risposta ad alcuni specifici
farmaci, e questo di fatto consente ad oggi quella che sempre di più chiamiamo personalizzazione del trattamento, che vuol dire semplicemente che noi, sulla base delle caratteristiche della neoplasia, sull'espressione di questi recettori, poi ovviamente anche sullo stadio, perché non ci dimentichiamo che tanto più c'è un coinvolgimento magari non solo della ghiandola mammaria ma dei linfonodi, questo ha un impatto sulla stima del rischio. Questo ci permette di arrivare a identificare quale sia il miglior trattamento per quella singola paziente, che vuol dire il trattamento che ha le migliori probabilità di essere efficace in quella determinata Quindi già situazione. adesso, al di là dei farmaci standard che vengono prescritti e quelli che magari possono essere terapie successive, ormonali, così via, che quella è la pastiglia, per il momento niente si può fare. Tutto il trattamento anche di carattere chemioterapico cioè, è personalizzato, quindi c'è già una personalizzazione della cura, della terapia oncologica, perché questo è il grande tema, no, di questi periodi. Sì, assolutamente sì. Dobbiamo dire che al di là della combinazione farmacologica, per cui ormone da solo, ormone più chemioterapia con farmaci biologici o quindi svariate combinazioni di questi trattamenti che si adattano quindi al rischio della recidiva di malattia e all'espressione recettoriale dello specifico tumore. Diciamo che forse il più importante avanzamento nell'ultimo anno che abbiamo avuto come possibilità di rimborsabilità nella nostra pratica clinica è stata proprio quella di avere rimborsati i cosiddetti test genomici, che sono dei test che si applicano sul tessuto tumorale nelle pazienti che hanno una malattia diciamo potenzialmente responsiva alla terapia ormonale, ma che hanno dei fattori di dubbio sull'eventuale aggiunta della chemioterapia, e questi nuovi test permettono di stimare in maniera più precisa il rischio di recidiva, ma anche l'efficacia della terapia. Quindi noi oggi abbiamo questa possibilità in più, che si aggiunge alla diagnosi standard anatomopatologica che facciamo rutinariamente ormai da anni. Abbiamo anche la possibilità di andare a capire se ci sia davvero necessità di fare anche la chemioterapia rispetto alla terapia ormonale. Questo è molto importante. Questi nuovi test, che vita hanno? Da quanto tempo ci sono? Sono rimborsati in Italia da un anno quindi recentissimi. E un anno e qualche mese. Diciamo che la piena introduzione nella pratica clinica risale poi a inizio anno scorso, e i risultati ovviamente si avevano già da un qualche anno disponibili, però abbiamo faticato ad averli poi nella pratica Quindi è determinante rutinaria. l'utilizzo di questi test. Però una paziente che adesso magari ci ascolta e dice: io sono stata curata 4-5 anni fa, prima di queste cose recenti, e magari ho avuto un trattamento di chemioterapia, radioterapia eccetera, avrei potuto anche evitarlo qualora ci fossero state queste novità di carattere... Diciamo che purtroppo la risposta è sì, nel senso che in passato noi abbiamo sempre utilizzato un approccio dove nella possibilità di un beneficio abbiamo sempre discusso con la paziente l'incertezza, ma anche il fatto che, trattandosi di una terapia con una finalità curativa, il principio non è aspetto se poi la malattia recidiva, perché se poi la malattia recidiva la posso curare ma non la guarisco, soprattutto se la recidiva avviene a distanza. Quindi quando lavoriamo in prevenzione è sempre stato un po' un concetto del cerco di fare il più possibile per arrivare alla guarigione, quindi evitare le recidive nel tempo. E quindi è chiaro che in assenza di questi test la discussione ci sono dei parametri di rischio aggiuntivi e si discute con la paziente sull'offerta terapeutica. Con questi test noi oggi abbiamo una capacità di stima del rischio superiore, e quindi è come avere un altro pezzetto di informazione che purtroppo negli anni, d'altra parte tante cose che 5 anni fa erano standard, prima 10 anni fa non si facevano, e quindi è chiaro che l'evoluzione passa anche attraverso aver fatto magari a volte un eccesso di terapia, però d'altra parte fa parte proprio del percorso e di come oggi sempre di più si cerca di lavorare migliorando i percorsi e le terapie per i pazienti più ad alto rischio, ma nel trovare alternative terapeutiche
altrettanto efficaci e possibilmente meno tossiche magari per i pazienti a rischio basso o intermedio, per cui si ragiona molto e negli ultimi 5-6 anni sempre di più si parla proprio di de-escalation, nel senso di provare a capire quei setting dove possiamo provare a ottenere lo stesso risultato ma riducendo magari l'impatto del trattamento e il carico del trattamento. Bravissimo, lei ha detto c'è un rischio di tossicità, sostanzialmente questa è la cosa principale, quello che anche preoccupa molti pazienti perché sanno quelle che sono le complicanze che ci possono essere al di là di come viene recepito il trattamento chemioterapico in particolare. Questa tossicità è sempre così alta nonostante l'evoluzione che ci sia stata e quindi nulla si riesce ad ovviare perché quella è la cura oppure no? Allora no, in questo senso credo che si possa essere assolutamente rassicuranti perché sempre di più noi oggi disponiamo di trattamenti efficaci e abbiamo dei trattamenti che sono efficaci e anche meno tossici in alcuni casi. Abbiamo moltissimi farmaci in più per quanto riguarda la terapia di supporto. Io ricordo quando ho iniziato in oncologia una delle nostre tossicità che ci preoccupava di più era il vomito. Oggi il vomito da chemioterapia con i nuovi farmaci antivomito è controllato assolutamente bene, non è più un qualcosa che deve preoccupare i pazienti, addirittura lavoriamo con i caschi refrigerati per prevenire l'alopecia che per molti chemioterapici era una regola, oggi fortunatamente non lo è più. Noi riusciamo in circa metà pazienti a risparmiare la caduta dei capelli, che rimane ancora la tossicità che preoccupa di più le pazienti per quanto riguarda i chemioterapici. E bisogna stare attenti sul principio dei farmaci a bersaglio molecolare perché questi hanno a volte delle profili di tossicità assolutamente maneggevoli, quindi noi abbiamo farmaci che usiamo per anni senza nessun problema, abbiamo dei nuovi farmaci che sono estremamente potenti che però sono in una minoranza di pazienti. Possiamo dire che questo succede in una minoranza dei pazienti, a volte hanno delle tossicità che possono essere importanti e quindi qui sta la corretta selezione del paziente da parte nostra, ma anche informare adeguatamente il paziente e lavorare sull'avere a disposizione proprio il centro, il referral del paziente che ha i primi disturbi possa essere inquadrato e quindi minimizzare la comparsa di effetti collaterali che possono impattare poi sull'aderenza al trattamento e sulla possibilità poi di proseguire con un percorso di trattamento che sia il più possibile efficace. Dietro le sue parole si capisce che c'è sempre la persona, c'è quindi una grande attenzione che lei ripone alla paziente come persona, al modo in cui recepisce, in cui reagisce ai trattamenti, alle cure, eccetera. Ed è molto difficile conciliare secondo me la parte strettamente clinica, anche di ricerca, di approccio a quella che è la patologia con chi la patologia la porta avanti, perché sono due entità che in qualche modo si fondono, però bisogna riuscire anche a farla comprendere. Che valenza ha a questo punto l'aspetto psicologico, la persona, come si approccia, quindi anche un po' una specie di consiglio che lei si sente di dare a chi si trova ad avere questa diagnosi di tumore, come dovrebbe affrontarla, anche per aiutare voi nel trovare la miglior soluzione possibile e il miglior risultato poi. Sì, questo devo dire è un aspetto estremamente importante, su questo devo dire che purtroppo la pandemia ci ha un po' effettivamente penalizzato, sì, perché io credo che alla base di tutto, del successo, e successo che a volte può essere anche nell'insuccesso, perché bisogna riconoscere che non è che possiamo guarire tutti, però il successo di un rapporto efficace dal punto di vista medico-paziente, medico-cura-paziente sta proprio nella corretta comunicazione e nel riuscire a far sì che il paziente possa esprimere il proprio disagio e non sempre il medico è la persona più adatta per manifestare certe problematiche, per cui è fondamentale il supporto psicologico, il supporto psico-oncologico di personale che sia formato per rispondere alle esigenze di questi pazienti, che non sono le esigenze di tutti i pazienti, il tempo, che è sempre qualcosa che ci manca, ma io credo che sia imperativo ritagliare lo spazio per quei pazienti che hanno bisogno di più tempo. Noi abbiamo il privilegio di lavorare comunque in una struttura che anche
anche, io dirigo anche la scuola di specializzazione, quindi abbiamo il supporto dei medici in formazione specialistica che fanno un lavoro assolutamente meraviglioso, e quindi trovarsi anche in 2 in ambulatorio aiuta molto, perché magari questo consente di loro poter... imparano, però vi dà a voi più respiro. E a noi dà respiro, perché magari il paziente più critico lo puoi accompagnare fuori, puoi prenderti il lusso di dedicare più tempo a quel paziente, pur in liste a volte di prenotazioni ambulatoriali che sono spesso abbastanza tiranne, perché ovviamente dobbiamo far quadrare il numero di pazienti rispetto alle nostre possibilità di offerta. C'è un timing, perché insomma. Abbiamo un timing per cui le prenotazioni dobbiamo cercare di rispettarle, e devo dire che avere questa possibilità di gestire la relazione in 2 aiuta molto. Io lo trovo una cosa che è assolutamente importante per noi, però ci va il supporto del personale dedicato, quindi del team di psico-oncologia, e è importante però che anche il medico non sottovaluti, perché non può essere sì, c'è lo psicologo, vada, perché questo è il paziente spesso soffre l'abbandono, dice no, ma io... perché fa tutto parte della stessa cosa, quindi tu hai la paura, l'ansia, la cura, la paura legata ai trattamenti, la paura legata all'impatto che questo avrà sul quotidiano come diagnosi, perché è inutile negarlo, l'impatto ce l'ha sempre per quanto si cerchi di minimizzare e dire che oggi tutto è cronicizzabile, tutto è compatibile con la vita, lavoro, eccetera, eccetera, l'impatto non si può negare, ed è chiaro che il paziente ha bisogno di confrontarsi sia col medico che anche ovviamente con lo psicologo. E quindi la raccomandazione che io cerco di dare è di cercare di affrontare, di condividere la diagnosi, quindi cercare, non deve essere per forza un familiare, può essere un amico, può essere anche lo stesso medico, lo stesso personale infermieristico, però io credo che la cosa più difficile sia affrontare la diagnosi e il percorso di cura da soli, quindi io credo che oggettivizzare, relativizzare, condividere quello che c'è da fare, secondo me è già un passo avanti che può essere di assoluta utilità nel poi affrontare tutto il percorso, che ovviamente è un percorso che non possiamo non definire impegnativo, ma che è affrontabile, gestibile, quindi come se anche il modo in cui si pone la paziente è importante a questo punto, cioè sì. Se è positiva, caparbia nell'affrontare certe situazioni, tenace, sì, soprattutto anche la positività psicologica. Sì, si parla oggi, tanto c'è proprio una branca che parla proprio dell'empowerment nel paziente, che vuol dire mettere il paziente stesso al centro del suo percorso di cura e proprio dare al paziente gli strumenti per gestire al meglio il percorso, che può essere quello chirurgico, quello della terapia, quello poi anche del follow-up, dei controlli. Questo è una cosa importante ed è, a mio avviso, un aspetto fondamentale, quello di far capire che il percorso lo dobbiamo affrontare insieme e che la disponibilità nostra è presente, certo, quindi perché io credo che molto spesso noi come ambito oncologico spesso siamo portati a dover dare delle diagnosi che spesso non corrispondono all'aspettativa del paziente, ma io credo che laddove, ed è legittimo che ci sia il dubbio, che ci sia la ricerca di un'altra risposta, se la risposta che noi possiamo dare non è quella attesa, che ci sia un dubbio legittimo dei familiari che possono dire ma è davvero così, dobbiamo fare questo percorso, e io credo che sia assolutamente legittimo chiedere, mettere anche in discussione e cercare perché capire quello che sta dietro a un percorso, a una scelta, fare una cosa piuttosto che un'altra, credo che sia alla base poi del rapporto fiduciario che deve esserci. Se non c'è un'alleanza terapeutica tra me e la mia paziente, certo, qualcosa alla fine non tornerà, qualcosa andrà male. Infatti. Ma tra l'altro lei come oncologa, in questo caso specifico, come situazioni analoghe di neoplasie, avete un rapporto molto prolungato con le pazienti? Sì,
Perché veramente è un aspetto, la componente comunicativa è quasi preponderante forse anche rispetto alla clinica, perché anche il far sì che la paziente perseveri nella cura, che non ceda mai, non molli, quando esce magari dal vostro ambulatorio o da una seduta di chemioterapia chissà cosa passa per la mente, no? Sì. E vanifica tutto il vostro lavoro, tra l'altro. Questo è un aspetto sicuramente da considerare. La comunicazione è fondamentale e mi piacerebbe che si lavorasse di più sulla comunicazione, proprio insegnando le strategie di comunicazione laddove, esatto, perché questo in realtà facilita tantissimo, perché ovviamente noi non siamo tutti uguali nel come noi comunichiamo, ma soprattutto non siamo tutti uguali quando recepiamo delle informazioni, e quindi una cosa che diciamo sempre è proprio quella, cioè noi magari alla prima visita diamo una serie di informazioni e poi il paziente quando esce trattiene veramente poco, perché c'è uno stato emotivo che purtroppo proprio condiziona quanto viene recepito. Quindi, infatti forse anche adesso magari col Covid questo è stato pregiudizievole, però l'andare alla seduta con l'oncologo della situazione, supportati da una persona vicina, un parente, cioè non soli, secondo me agevola tutto, perché uno sente delle cose, uno ne sente altre, e anche a voi vi sentite insomma più confortati dal fatto che ci sia qualcuno che può ascoltare, perché altrimenti secondo me certe cose uno chiude proprio gli sportelli, non vuole più recepire, perché sono informazioni anche pesanti, insomma, no, ma infatti è stato veramente difficile durante la pandemia, che magari ma anche, perché a volte anche solo la vicinanza fisica in effetti per il paziente fa la differenza, per cui abbiamo provato a compensare noi rispetto a questo tipo di situazione, però ovviamente anche noi con i limiti delle barriere fisiche, delle barriere, quindi guanti, mascherina, però effettivamente questo è importante, perché soprattutto infatti noi abbiamo cercato almeno per la prima visita e per la comunicazione della diagnosi di garantire l'accesso anche alla persona di riferimento del paziente, perché altrimenti almeno in istituto abbiamo potuto applicare questo, e io sono veramente grata di chi ha capito questo aspetto, perché sennò veramente rischia di diventare una situazione quasi ingestibile, perché non si può negare. Poi è chiaro, poi dipende, c'è chi volutamente viene solo, vuole stare solo, vuole gestirsi da solo, ma sono situazioni che secondo me sono comunque più limitate, quindi almeno consentire la possibilità ha fatto sì che molte pazienti siano comunque venute più serene, più tranquille, nonostante la pandemia. Ecco. Interrompo un attimo, dottoressa, continuiamo a parlare di questo, anche di altre questioni, e dopo la pubblicità, quindi dovete attendere pochi secondi.